Nelle casse della Regione Sicilia non c'è più un euro per pagare cassi integrati, niente più soldi per i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga. A rischio circa 20.000 lavoratori siciliani che potrebbero ritrovarsi senza lavoro, senza tutela e senza indennità. Da qui la protesta dei sindacati per tutta l'isola, organizzata da CGIL, CISL e UIL. Oggi tappa ad Agrigento davanti alla sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro. Per la provincia di Agrigento le somme che mancano all'appello sono 4.296.000 euro. Oltre 1.200 persone interessate che non sanno cosa aspetta il loro futuro. Qui siamo al paradosso che si fanno gli accordi, si mette la gente in cassa integrazione, in mobilità e quant'altro, quindi in ammortizzatore, quindi la gente pensa che c'è un atterraggio morbido rispetto alla sua assenza di lavoro e poi però si scopre che non ci sono le risorse. Quindi noi siamo qui oggi e saremo a Palermo il 12 per dire che le risorse vanno trovate, vanno mantenuti gli impegni e questi lavoratori devono avere certezze sul loro futuro. Un futuro che appare nebuloso in questo momento. Certo, oltre al danno alla beffa, oltre ad avere perso il posto di lavoro, adesso ci sono pure difficoltà materiali per percepire l'indennità di disoccupazione, diciamo così, gli ammortizzatori sociali. Rispetto a questo, ecco, la politica sta facendo un gioco che non piace a nessuno. Se per certi versi si è disimpegnata immaginando di andare a breve a nuove elezioni nella regione, devono pensare che molta gente ha bisogno di qualche cosa per sopravvivere. È possibile che si raggiunga un accordo e poi si dice non ci sono soldi? Quindi allora, che accordo è? Sì, intanto dobbiamo chiarire subito una cosa, che il rifinanziamento è stato ottenuto già per 5 regioni del nord, quindi non capiamo il motivo per cui non vengono rifinanziati gli ammortizzatori sociali per le regioni più depresse, quale è la nostra. Giustamente poc'anzi è stato detto, noi abbiamo lavoratori che da gennaio hanno perso il posto di lavoro. Adesso se non daremo queste tutele economiche, io dico la coesione sociale è anche a rischio nella nostra provincia, perché questo è l'unico elemento di sostentamento. Oggi assieme a noi stanno protestando anche i lavoratori di Caltanissetta, già hanno protestato Palermo, Trapani, Messina e come è stato detto poc'anzi ci sarà una grandissima manifestazione anche a livello regionale.